Buonasera, benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme i principali titoli. Palermo, ore 16:58, 32 anni dopo. Il silenzio in via D'Amelio per ricordare la strage in cui morirono il giudice Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. Mattarella, ci sono stati depistaggi, ma la verità è un dovere. Aeroporti siciliani in tilt per un crash informatico, tantissimi ritardi e molti voli cancellati. Il problema globale ai sistemi Microsoft ha creato disagi gravi, soprattutto a Catania e Palermo. Caldo e gran sete in Sicilia, bollino rosso a Palermo, attesi 40 gradi nel weekend, stop al piano di razionamento idrico, cabina di regia regionale per l'emergenza siccità. Catania è casa, avviata una campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti per promuovere la raccolta differenziata. Il sindaco deve essere impegno di tutti mantenere pulita la città. Messina aggredì violentemente 2 insegnanti e in un'altra occasione un anziano che lo aveva rimproverato, misura cautelare per il minore che andrà in comunità. Sharon Stone è la star della giornata di chiusura della 70ª edizione del Taormina Film Festival. L'attrice icona del cinema mondiale ricorda il celebre Basic Instinct, ora non farebbe più scandalo, vediamo il sesso in modo più naturale. Calcio, contratto di 3 anni per Luperini, nuovo giocatore del Catania. A Messina è rottura definitiva tra la piazza e la proprietà del club. Bentrovati. 32 anni fa la strage di via D'Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Alle 16:58 il minuto di silenzio per ricordare quel terribile pomeriggio. Dopo 32 anni una verità piena non è stata ancora trovata. Marco Gullà. Sono le 16:58 in via D'Amelio, a distanza di 32 anni nel momento esatto in cui avvenne l'attentato che costò la vita al giudice Paolo Borsellino e a 5 agenti della sua scorta, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina, Agostino Catalano e Claudio Traina. Viene osservato un minuto di silenzio. Vogliamo la verità, non si può venire qui ogni anno per 32 anni, sentire ripetere sempre le stesse cose. Vi imploriamo, cerchiamo di aprire nuovi fascicoli. Questo l'appello dei parenti delle vittime. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha invece detto: dopo tanti anni la ricerca della verità su quella tragica giornata è ancora in corso. La famiglia Borsellino, ha aggiunto il Capo dello Stato, in particolare i figli del giudice, portano avanti una battaglia incessante per ottenere giustizia e far luce su tutti gli aspetti oscuri che ancora avvolgono la strage di via D'Amelio. È una lotta che riguarda tutti noi. Gli fa eco la premier Giorgia Meloni che dice: la lotta alla mafia è una priorità. Questa mattina alla caserma Lungaro, deposizione di corone d'alloro alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del capo della polizia Vittorio Pisani. A distanza di 32 anni si continua a ricercare una verità su una delle pagine più buie della storia italiana. Io credo che ci sono stati pezzi importanti del nostro Stato che hanno cercato la verità con la voglia di trovarlo, pezzi altrettanto importanti del nostro Stato che hanno impedito che questa verità venisse fuori. Bisogna capire chi tra questi pezzi prevarrà. Mi auguro nel futuro che prevalgano i primi. Il tilt informatico a livello mondiale si fa sentire anche negli aeroporti siciliani. A Palermo e Catania voli cancellati e molti ritardi che pesano sui passeggeri e i vacanzieri in partenza. Giusy Lazzara. Tilt informatico a livello globale per un errore di aggiornamento di un software e i sistemi collegati di tutto il mondo si fermano. Pesanti le ripercussioni anche sugli aeroporti di Palermo e Catania con cancellazioni e ritardi. A Fontanarossa si rivive per un giorno l'incubo della scorsa estate, il 16 luglio nero dell'incendio che bloccò per settimane lo scalo. Oggi è il guasto informatico a far soffrire i passeggeri. L'hanno cancellato il volo, mi ha detto alla biglietteria, vediamo cosa fa lui. Ma è una cosa veramente tremenda. Io già sono venuto già dalla Germania, devo partire in Germania e non posso partire. Non li avevano avvertito nessuno? Hanno cancellato il volo e dobbiamo aspettare fino a domattina e intanto con i soldi del rimborso ci hanno prenotato delle camere ad un hotel. Dove eravate dirette? Dovevamo andare verso Roma Fiumicino. Dalle 7 di stamattina che siamo qua. Dove doveva andare? A Francoforte, in Germania. Non sono riusciti a farci il check-in a tempo. 3 voli
voli cancellati e i ritardi contenuti invece nell'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, e arrivano anche i consigli di Confconsumatori. Innanzitutto la riprotezione su un altro aereo il prima possibile, oppure il rimborso del prezzo del biglietto per il volo cancellato. Attenzione, la compagnia ha l'obbligo di fornire al passeggero l'alternativa tra queste due soluzioni. La situazione in serata è tornata alla normalità con la riattivazione delle piattaforme informatiche per i check-in. La morsa del caldo avvolge tutta la regione, 37 gradi previsti in Sicilia orientale e a Caltanissetta, bollino rosso invece a Palermo. Fermato intanto proprio a Palermo il piano di razionamento idrico in città, se ne riparlerà la prossima settimana. Manlio Viola. Nuovo allerta della Protezione Civile siciliana per caldo e rischi incendi nell'isola. L'allarme è scattato da mezzanotte e durerà per almeno 48 ore e riguarda sia gli incendi per i quali il rischio è arancione, sia soprattutto le ondate di calore per le quali il rischio invece è da bollino rosso per la città di Palermo e per tutta la parte centrale dell'isola. Nel capoluogo sono attesi 36 gradi di media con picchi però di 40 gradi e temperature percepite anche più alte per effetto dell'umidità. Scatta dunque anche oggi e domani lo stop al lavoro per chi è esposto al sole sia nei campi che in edilizia dalle 12:30 alle 16 come da ordinanza regionale. Se a Palermo il bollino è rosso, altrove si sta meglio anche se non bene. Bollino giallo infatti a Catania e a Messina, massime stazionarie in Sicilia con temperature tra i 32 e i 40 gradi. I 40 come detto sono previsti a Palermo ma anche ad Agrigento, 37 a Caltanissetta, Siracusa, Ragusa e Catania. Mentre cresce l'allarme caldo, cresce anche la sete nell'isola. Dopo le polemiche è stato però bloccato il piano di razionamento idrico previsto dall'AMAP a Palermo e buona parte della provincia. Il piano dell'acquedotto sarà analizzato nel tavolo di coordinamento della Protezione Civile, ma le scorte d'acqua nella Sicilia occidentale dovrebbero comunque essere sufficienti fino a settembre. Gli interventi che si metteranno in campo sono di prudenza nel caso ottobre non porti utili piogge. Dopo 2 giorni di agonia è morto l'uomo di 77 anni investito da 2 giovani extracomunitari che viaggiavano su un monopattino elettrico sulla pista ciclabile di Tonnarella a Mazzara del Vallo. Salvatore Dolce è deceduto all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Andiamo a Catania, avviata una campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti, testimone d'eccezione l'attore Tuccio Musumeci. Il sindaco trentino è un patto di civiltà, ognuno deve dare un contributo. Tonino De Mana. Basta poco per rovinarla, basti tu per fare la differenza. Catania è casa. Con questi slogan accompagnati da video è stata avviata la campagna di comunicazione del comune contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti e per sensibilizzare i cittadini al corretto smaltimento attraverso la raccolta differenziata. Testimonial d'eccezione l'attore catanese Tuccio Musumeci. Oggi si getta la plastica, non l'umido, va bene? Se lei getta l'umido nei giorni sbagliati ne costa a tutto mare 2 ore. Messaggi semplici e dirompenti, un sussulto d'orgoglio invocato dal sindaco trentino. Noi siamo una delle città da questo punto di vista che più paghiamo la differenza tra quel che siamo e quel che potremmo essere. E il vedere i tantissimi che stanno che dicono avete una città meravigliosa, peccato se solo fosse più pulita, ci fa male. Se a ciò aggiungiamo che il non corretto ciclo di conferimento dei rifiuti comporta anche costi insostenibili, una Tari insostenibile per i cittadini e la nostra incapacità di dare maggiori servizi, voi vi rendete conto di come alla fine è una battaglia in cui tutti così perdiamo, mentre basterebbe pochissimo per vincere tutti quanti insieme. Troppi cittadini lamentano la presenza di sacchetti disseminati qua e là, sarebbe anche il modo di incentivare i controlli. Ci muoveremo non dico nelle prossime ore ma nei prossimi giorni con delle iniziative mirate, perché è chiaro che non si può risolvere tutto solo ed esclusivamente con la campagna di comunicazione. La campagna di comunicazione diventa la premessa per un nuovo patto civico. Lo spot ufficiale, che da ottobre andrà in onda anche in TV, è stato prodotto con la regia di Zavvo Nicolosi e Giovanni Tomaselli. Protagonisti, oltre a Tuccio Musumeci, l'attrice e regista Donatella Finocchiaro, il rapper L'Elfo ed il content creator @Stefano con la S. Rimaniamo a Catania, dove procedono a rilento i lavori nella pista ciclabile in fase di realizzazione nella zona del porto. Slitta la consegna e l'opposizione attacca troppi errori progettuali. Tonino De Mana. Doveva essere pronta in pochi mesi o comunque prima dell'estate ed invece per vedere passare qualche bicicletta bisognerà ancora aspettare. Quanto? Non si sa.
È un cantiere aperto alla pista ciclabile delle vie Cristoforo Colombo e Domenico Tempio, un progetto di mobilità sostenibile finanziato con fondi europei che, a conclusione dei lavori, collegherà il centro storico alla playa. Al momento ciò che balza agli occhi sono code, caos e smog ed un tracciato realizzato mettendo cemento su cemento. Sono state concepite male negli spazi e nei luoghi specifici, prendendo per esempio via Domenico Tempio. È l'esempio di intanto un rischio per la salute per i ciclisti, un cemento buttato lì in modo eccessivo, si parla tanto di cementificazione, abbiamo problemi di questo genere, ma soprattutto oltre il ritardo si capisce forse non si trova le ringhiere, ma ancora non c'è notizia di quando verrà consegnata. Dopo aver spostato l'impianto di illuminazione, prosegue a rilento l'installazione delle ringhiere, la cui fornitura aveva già fatto registrare ritardi, e a rilento proseguono le auto dirette verso le zone balneari e all'aeroporto Fontanarossa. Da una pista ciclabile all'altra, da una polemica all'altra, con il ripido tracciato più per scalatori ricavato in via Santa Sofia, che desta più di una perplessità. Hanno problemi gravi, per esempio un balcone dove si rischiava di sbattere la testa, un restringimento importante della carreggiata in curva, ma soprattutto anche da questo punto di vista vanno a limitare le zone di parcheggio anche nella zona policlinico. Bici ferme al palo, anzi alla ringhiera, in questo caso del lungomare, dove un'altra pista ciclabile attende ancora di essere pulita seriamente dalla cenere lavica. A Messina un minore a gennaio aveva aggredito 2 docenti in aula, ad aprile aveva pestato un anziano per motivi di viabilità sulla strada panoramica dello Stretto. Oggi il provvedimento di collocamento in una comunità. Francesco Triolo. 2 episodi di violenza nel giro di pochi mesi, entrambi saliti agli onori della cronaca per la particolare violenza ai danni di 2 docenti prima e di un anziano di 83 anni poi. Protagonista un minore, lo stesso ragazzo che oggi è stato raggiunto dalla misura del collocamento in comunità perché accusato dei reati di lesioni personali gravi e aggravate e per il reato di calunnia, avendo dichiarato falsamente di essere stato schiaffeggiato da uno dei professori da lui aggrediti. Il primo episodio si riferisce alla fine di gennaio, in una sede distaccata dell'Istituto Nautico di Messina, quando, secondo gli elementi raccolti nel corso delle indagini, l'alunno aveva aggredito prima un docente e poi un altro collega accorso in aiuto. Il minore non aveva accettato di essere interrogato dopo che il professore aveva riscontrato che il testo di una precedente verifica era stato interamente copiato dal web. Nel secondo caso, il 7 aprile, lo stesso minore sulla strada panoramica dello Stretto aveva aggredito un anziano di 83 anni costretto a ricorrere alle cure mediche all'ospedale per le lesioni riportate. Dopo un diverbio per motivi di viabilità, il giovane, che era a bordo di un ciclomotore, aveva colpito ripetutamente l'anziano che si trovava in compagnia del nipotino, una vicenda che aveva provocato scalpore in città per la gravità dell'episodio. Le successive indagini dei carabinieri della procura per i minorenni hanno consentito di identificare l'autore dell'aggressione, che corrispondeva allo stesso giovane protagonista dell'episodio all'interno della scuola. Turni lunghi, anche 12 ore, mancanza di ricambio del personale. La sanità siciliana in affanno anche a causa delle ferie. Sentiamo Luca Ciliberti. Turni anche di 12 ore consecutive, reparti con 2 soli operatori sociosanitari costretti ad assistere decine di pazienti, costretti a lavorare giorno e notte, con la conseguenza, come è accaduto, che qualcuno abbia accusato anche dei malori e sia stato costretto a rivolgersi al pronto soccorso. Come ogni anno in estate scoppia l'emergenza personale a Catania. Per cosa? Perché appunto gli operatori sociosanitari dipendenti decidono di godersi legittimamente le ferie, una situazione insostenibile denunciata dai sindacati. Gli operatori sanitari, siano essi infermieri, siano essi medici, siano essi osso, veramente sono arrivati allo stremo, non ce la fanno assolutamente più. Il numero dei posti letto è impari rispetto al numero del personale, ma la dotazione organica non esiste, è carente, non rispecchia la necessità, il numero degli operatori di cui veramente la sanità ha bisogno. La FIALS spiega che la situazione è allarmante in tutti i reparti. In assenza di rinforzi tra il personale, bisogna che le aziende evitino di creare condizioni per cui tanti operatori si trovino costretti a insostenibili condizioni lavorative, con ogni conseguenza sulla tenuta psicofisica e di rimando sulla qualità dei servizi erogati.
Sulle soglie della notte, Gesualdo Bufalino, fotogrammi di una vita immaginaria. È il docufilm dedicato allo scrittore che diceva che la mafia sarà sconfitta da un esercito di maestre elementari. Testimonianze e racconti di inizio carriera e fine, con la regia di Andrea Traina. Sentiamo Veronica Barbarino. Fotogrammi di una vita immaginaria sono quelli che raccontano lo scrittore Gesualdo Bufalino attraverso un docufilm. Il regista Andrea Traina ci restituisce i punti di inizio e fine carriera del noto autore siciliano, evidenziando il misterioso cortocircuito tra il suo esordio letterario tardivo e la sua prematura scomparsa in un incidente d'auto. Lo scopo del film è quello di accendere una luce nuova, una curiosità su questo nostro eccentrico scrittore, magari verso chi non lo conosce o non ha mai avuto occasione di leggere un suo libro, oppure se n'è tenuto lontano semplicemente per timore reverenziale. Protagonista de Sulle soglie della notte, Gesualdo Bufalino, fotogrammi di una vita immaginaria, è un intenso Gaetano Aronica, la cui somiglianza con Bufalino è sorprendente. L'attore, per calarsi maggiormente nella parte, ha visitato e vissuto i luoghi iblei di cui ha scritto Bufalino e incontrato amici e conoscenti dello scrittore comisano. La possibilità che mi ha dato questa esperienza cinematografica di entrare nella mente di un uomo che mi ha fatto capire quanto sia importante il rapporto con noi stessi, il rapporto con la vita immaginaria. Cioè, se è vero che noi non possiamo decidere molto della nostra vita quotidiana, è anche vero che c'è una parte di noi che sconosciamo. La parte, insomma, immaginifica ci dà un senso, dà un senso a tutto il resto. Un ritratto dello scrittore che in 20 anni ha costruito una carriera letteraria intensa e che grazie al lavoro della Fondazione Bufalino continua a vivere, regalando nuovi spunti di studio e un parco letterario dedicato. A Taormina adesso, dove Sharon Stone chiude in bellezza la 70esima edizione della Taormina Film Festival. L'attrice, icona del cinema mondiale, ha incontrato la stampa. Basic Instinct oggi non farebbe scandalo, ha detto l'artista, che tra i prossimi progetti ha anche quello di trasferirsi in Europa. Sharon, amazing Sharon. Morning. Con gli occhiali da sole, no. Buongiorno. Una bellezza naturale senza tempo, elegante e raffinata solare quando il sorriso le illumina il volto e molto seria quando parla della sua vita, della malattia, di quella volta che visse il braccio della morte dentro un carcere femminile americano per immedesimarsi nel ruolo di una condannata per omicidio. Sharon Stone affascina la stampa a Taormina prima di immergersi tra le braccia del pubblico per l'ultimo red carpet della 70esima edizione. L'Europa mi piace tantissimo, sto pensando di volermi ritrasferire in Europa, se non ora quando? Lavorare, vivere qui. L'ho sempre detto, è arrivato il momento di farlo. La diva, 66 anni, porta alla Taormina Film Festival, che la premia con il Cariddi d'Oro, 30 anni di carriera, l'accavallamento più famoso della storia del cinema, un futuro da pittrice e la forte preoccupazione per la situazione politica negli Stati Uniti in vista delle elezioni di novembre. Un lungo vestito smanicato con un cappuccio, quello sguardo magnetico. Sharon Stone racconta di Basic Instinct, proiettato nel 1992, proprio al Teatro Antico, che oggi non farebbe più scandalo. Non era nulla rispetto agli scandali di ora, che lo sono per davvero. Il sesso è una cosa naturale e lancia la sua carriera da pittrice. Sono scrittrice, pittrice, attrice. Laddove qualcuno volesse qui in Europa ingaggiarmi come anche ballerina, sarei molto contenta, perché mi piacerebbe l'idea di poter venire anche a lavorare in Europa. Farò una personale a Roma a novembre all'Ara Pacis. Sto correndo per preparare tutti i quadri. E sicuramente l'Europa le darà il benvenuto. Noi ci fermiamo per una pausa e ritorniamo tra poco con il nuovo centrocampista del Catania. Tra poco. Ritorniamo in studio con lo sport. Il centrocampista Gregorio Luperini ha firmato un contratto triennale con il Catania ed è già in ritiro d'Assisi con i nuovi compagni. Bocic al Taranto invece. Sergio Colosi.
Gregorio Luperini, centrocampista pisano di 30 anni, è un nuovo giocatore del Catania. Dopo aver siglato un contratto triennale ha raggiunto la sede del ritiro d'Assisi per allenarsi con i compagni. Luperini, che nella scorsa stagione ha disputato in Serie B 36 partite con la Ternana, realizzando 4 reti, è un lusso per la terza serie, avendo giocato oltre 100 gare in cadetteria. Ritrova l'ex allenatore Mimmo Toscano e Di Tacchio, altro rinforzo di qualità. Ieri era stato ufficializzato l'attaccante Filippo D'Andrea, che ha firmato un contratto triennale ed è reduce da una grande stagione a Cerignola, 16 gol e 5 assist in 39 partite, playoff compresi. Il club rossazzurro è scatenato, pronto a chiudere altri colpi. Per Davide Merola la trattativa con il Pescara è sempre aperta e il passaggio di Curato al club abruzzese rientrerebbe nell'operazione. Dopo Merola il Catania prenderà una prima punta di valore con esperienza nelle categorie superiori. In tema di cessioni, l'attaccante Bocic è passato in prestito al Taranto. A Messina è rottura definitiva tra la piazza e la proprietà del club. Martedì pomeriggio manifestazione contro il presidente Sciotto. La CR Messina è ferma nella programmazione della stagione. In questo momento solo l'allenatore, direttore sportivo e 5 giocatori sono i tesserati. Sentiamo Francesco Triolo. Ci siamo stufati ogni anno sempre la stessa solfa. La misura per i tifosi è colma, 5 giocatori tesserati, uno pronto ad andare via, ufficializzati solo allenatore e direttore sportivo. Il Messina vive un momento di grande confusione, forse più di tutte le altre estati, vissute sempre con i capricci del presidente Sciotto. Iscrivo la squadra, non iscrivo la squadra, era stato il leitmotiv degli anni passati. Quest'anno è la trattativa, vera o presunta, sulla cessione della società a Tenere Banco. Intanto la programmazione sportiva resta indietro. Il ritiro dovrebbe svolgersi dal 22 luglio a Zafferana e Tenea, ma non c'è certezza perché la scelta del ritiro è stata postata su Facebook e poi cancellata. Una situazione che non è più tollerata dalla piazza. Così martedì 23 luglio è stata programmata una manifestazione di protesta in piazza Municipio per chiedere l'immediata cessione del club. Adesso ho toccato il fondo proprio, però la situazione è stata sempre così. Mai un'organizzazione, mai una programmazione. E proprio quest'anno che ci siamo salvati prima aveva tutto il tempo per farlo, non la fa, quindi lo fa apposta il signor Sciotto, è chiaro, lo fa apposta per danneggiarci e per danneggiarsi forse lui, ma secondo me lui non si danneggia perché se no non lo farebbe. Bene, questo era l'ultimo servizio, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia, vi auguro un buon proseguimento di serata, arrivederci.